Cosa rappresenta anche per la nostra archeologia, direttore? L'aver riportato il corredo funerario della regina dal Museo Salinas al Museo Panitteri è un segnale importante di cooperazione innanzitutto tra enti dello stesso settore, cioè tra il Museo Salinas e il Parco della Valle dei Templi, e soprattutto sostenuto dall'assessore ai beni culturali Scarpinato. Cioè quando un territorio si riappropria di una parte a cui è molto legata è un valore molto importante. Ieri è stata una cerimonia che ha sancito l'amore tra i sambugesi e il mondo dell'archeologia. Salinas Antonio, il cui museo porta il suo nome a Palermo, il museo più antico della Sicilia, alla fine dell'Ottocento si incaricò di custodire questi reperti, di portarli a Palermo, e dopo più di 100 anni sono ritornati alla loro casa, e questo è uno dei processi a cui stiamo lavorando per creare una rete museale e soprattutto un interesse attorno alla Valle dei Templi, ma che riguarda anche tutta la provincia, da Sambuca di Sicilia sino a Ravanuse e a Licata. Si arricchisce l'offerta dal punto di vista archeologico nel patrimonio anche della provincia. Si arricchisce di nuove esposizioni, un museo, quello di Palazzo Panitteri, che unitamente all'area archeologica in sommità di Monte Adranone rappresentano un ulteriore passo di valorizzazione, ma su questa conoscenza e sulla valorizzazione stiamo lavorando, perché ancora queste sono aree che sono poco conosciute. Entro il prossimo mese di aprile riapriremo l'antiquarium di Monte Cronio, stiamo lavorando a Villa Romana a Punta Grande. Su tutti questi eventi faremo poi un unico documento in grado di essere poi condiviso e come no valorizzato, per far sì che il visitatore ne sia a conoscenza.